Possiamo cominciare. La presentazione di ieri sulla questione di Venezia evidentemente ha affaticato molti. Comunque procediamo. Vi devo dare intanto una notizia che la Margherita Petranzan ha avuto un impedimento familiare improvviso, quindi non ha potuto essere presente. Però mi ha mandato un testo che poi vi leggerò, mi pare doveroso, e potrei iniziare con una prima serie di ringraziamenti, tanto a quelli che sono venuti qui e che mostrano questa passione per questo tema del rapporto tra mondo islamico e mondo cristiano, anche visto attraverso il punto di osservazione dell'architettura e delle città, ma devo anche ringraziare Elisa Petriccioli, che è stata un'assidua presenza nella preparazione di questo libro, che ha curato con grande professionalità e grande attenzione. Devo ringraziare anche Marina Gasparini-Lagrange, che mi ha seguito in questi ultimi anni da Madrid, fornendo un appoggio consistente di tipo logistico organizzativo, ma soprattutto di intelligenza, sensibilità e cultura. E poi devo ringraziare i due relatori di oggi presenti, oltre alla Margherita Petranzan, che è architetto e direttrice di una rivista che si chiama Fionezzeto, una bella rivista che tratta le questioni di architettura da un punto di vista molto largo, con grande respiro culturale, e poi Domenico Luciani, che molti qui presenti conoscono, che è stato negli ultimi anni un validissimo direttore della Fondazione Benetton e ha in qualche modo creato e in qualche modo dato luogo, diciamo, a questa grande iniziativa che è stata quella dei premi Scarpa, e poi di Giandomenico Romanelli, che anche lui lo conoscete benissimo, ex direttore dei musei civici, del quale mi fa piacere ricordare le iniziative culturali che ha intrapreso da direttore dei musei civici. E emblematica mi sembra sia stata nella nostra cultura come dire veneziocentrica la questione di Venezia 800. Una grande mostra e un grande libro, una grande ricerca che ha segnato in maniera molto consistente anche le successive elaborazioni, le successive approcci che il tema Venezia ha avuto nel tempo. Detto questo, vi do ragione della presenza della Margherita Petranzan, leggendovi questo testo che mi ha inviato. Caro Gianni, mi spiace molto che il dialogo con te e con gli altri interlocutori non sarà oggi possibile. Provo a porti allora, come se fossi presente, alcune questioni che avrei volentieri discusso con voi. Per prima cosa ho cercato di comprendere il tuo approccio nei confronti della contaminazione culturale, verificatasi tra la cultura occidentale e quella araba, presente e dominante tra l'VIII e il XIII secolo in tutta la Spagna e soprattutto nella Castiglia. Parlare di contaminazione oggi è più che mai necessario. Da attento conoscitore dell'architettura e delle sue manifestazioni storiche, hai
hai, fin dalle prime pagine, cercato di mostrare e interpretare i sistemi compositivi delle diverse architetture occidentali contaminate da decorazioni e sistemi spaziali della civiltà araba, senza tuttavia fermarti sulle parzialità, ma analizzando il risultato complessivo che ha inevitabilmente modificato le strutture iniziali di appartenenza, mettendo in atto nuove architetture sacre di grande interesse. Ho trovato molto interessante la ricchezza, molto importante la ricchezza e le argomentazioni che usi e che impegnano sia sul piano riflessivo che compositivo, stimolando la conoscenza. Fotografie e disegni, schede e testimonianze di prodotti artistici che raccontano con chiarezza periodi e costruzioni, portano verso la negazione di qualsiasi dannosa semplificazione che tuttavia si trova sempre più spesso nella nostra strada e in quella delle narrazioni storiche, essendo queste le più onerose, in genere sul piano interpretativo. Si tocca con mano che non solo attraverso lo studio della complessità del fenomeno architettura e della sua storia, che solo attraverso lo studio della complessità del fenomeno architettura e della sua storia si riesce a pervenire a qualsivoglia esito. Ti propongo ora una riflessione di Kafka sulla città inserita nell'editoriale del numero 29 della rivista Anfione Z. Città come Torre di Babele, che non può né essere terminata né distrutta, perché in città si costruisce senza sosta, si costruisce su piazze e giardini, si costruisce aggiungendo nuovi piani alle vecchie abitazioni. E il tempo babelico della città in costruzione impegna più generazioni di uomini in una storia aperta, discontinua, interminabile, che non si propone mai come eredità di disastri, ma nemmeno corrisponde a qualche schema o principio di ragione. A partire allora dalla metafora della Torre di Babele, che è la città, possiamo iniziare a percorrere la narrazione delle città di Castiglia che tu hai analizzato, visitato e mostrato nel tuo libro. Degli esempi che porti a testimonianza ricorderei la città romana di León, con il suo possente turrito perimetro murario ancora integro e leggibile, mentre l'interno manipolato e ricostruito doveva apparire, come tu dici, nell'immaginario collettivo delle primitive popolazioni cantabriche e dei gruppi di esuli visigoti e di ispano-romani, come il concretizzarsi di un passaggio storico simbolico assai rilevante, far proprio un'eredità mitica e diventare i continuatori di una grande storia civile, politica e militare. Da questa contaminazione prenderà lentamente forma una entità territoriale autonoma che, separandosi dal regno asturiano, diventerà nel 1035 il regno di Castiglia. È in questo territorio cristiano, come dici, che arrivano le incursioni armate islamiche ed è per questo che i nuovi insediamenti sorgono come presidi militari, come nel caso di Burgos, o come monasteri e chiese fortezze. La ripopolazione di territori e città avviene anche realizzando edifici con monumentalità elementare, che prende corpo da uno sperimentalismo che opera ibridazioni di tipi, forme e linguaggi, generando quel fenomeno che va sotto il nome di architettura mozaraba. Il principio della contaminazione che lo presiede sarà d'ora in poi una delle costanti più significative e interessanti della cultura e delle aree e dell'arte spagnole.
Penso sia questo il concetto di contaminazione, necessaria però sempre e comunque in ogni tempo, come nel Tempio di Malatestiano di Leon Battista Alberti, che innesta la sua struttura su una preesistenza del XII secolo in stile gotico, senza distruggerla, mantenendo in questo modo leggibili e conviventi le differenze. Quando poi nell'829 si ritrovano le spoglie dell'Apostolo Giacomo, ripristinando il culto del santo anche attraverso la costruzione del suo santuario, si definisce come racconti la prima grande operazione di apertura del nord cristiano al mondo europeo continentale. Questo evento contribuisce a far affluire folle di pellegrini che giungono da ogni parte del mondo e obbligherà la comunità cristiana a difendere questo percorso del cammino dall'aggressività delle armate arabe. Ho ripreso una citazione di un testo, di una parte di testo che ho scritto io. Ho ripreso le tue parole per confermare quel che diceva Kafka prima, che ho citato prima, sulla città in perenne trasformazione e il suo babelico apparire che ha dello straordinario, oltre che esprimere, secondo me, una necessaria apertura, discontinuità e conflitto permanente. Ogni contaminazione babelica è comunque salvifica, sia per gli esiti a cui porta, sia per la sua intrinseca necessità. Penso, in conclusione, che l'arte che sia l'arte, che la scienza, che la vita siano descrizioni dense, cioè linguaggi elaborati in cui intervengono momenti diversi di contaminazioni che oscillano dal razionale all'estetico, al metaforico. Che cosa sono in fondo le teorie scientifiche, se non ridescrizioni metaforiche della natura? La descrizione dell'altro permette così la sua conoscibilità e la possibilità di instaurare rapporti scambievoli, anche se si rischiano sempre di intaccarne l'integrità. L'integrità intesa come finitezza, completezza, totalità assoluta non appartiene a questa vita, perché tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Citazione da Quailebot 1.8. È poca cosa questa mia riflessione, ma confido sia un piccolo contributo sufficiente a simulare la mia presenza. Buon lavoro e auguri. Margherita Pezzanzani. Grazie. Ecco, direi ora possiamo procedere. Allora la parola a Domenico Luciani. Hai il microfono, sì. È bloccato. Allora, di che cosa parla questo libro? Che cosa vorrebbe che, diciamo, venisse al centro questo libro e il suo autore che è qui con noi? Io non saprei definirlo meglio di come l'ha definito Gianni Fabbri, cioè un'avventura conoscitiva, un viaggio e un'avventura conoscitiva. Un viaggio che era progettato per certe cose e che poi diventa molto di più, perché l'impatto, leggo dalla quarta di copertina, che sarebbe molto lodata da uno che aveva la mania delle quarte di copertina, che era Italo Calvino, molto bella, credo che lui ti darebbe un bel voto.
Durante il viaggio l'impatto con il carattere singolare dei luoghi, e qui un invito a nozze, il carattere singolare dei luoghi, dei paesaggi, la sorprendente bellezza e diversità delle città, la complessità degli intrecci culturali hanno moltiplicato gli interrogativi, le nuove curiosità, chiedono nuovi studi, approfondimenti e nuovi viaggi. Esattamente quello che il libro vuole, secondo me, quello che il libro ci invita a fare. Invita l'autore a non mollare, perché non si finisce mai di cercare, e invita noi ad aggiungerci alla sua allegra compagnia. Dunque, che cosa vuole questa avventura conoscitiva? Diciamo che questa avventura conoscitiva, mista a una certa obliquità editoriale, perché il libro è stampato a Wrocław in Polonia, non si sente? Il libro descrive un'avventura conoscitiva ed è in sé ha una sua obliquità editoriale, perché è stampato in Polonia con un'autocommittenza di Gianni Fabbri, perché così oggi possono circolare certi libri che magari non appartengono a Fraglie o a domini scientifici consolidati o a parrocchie. E dunque nell'insieme avventura conoscitiva nel merito e obliquità editoriale nella procedura formano un libro, danno vita a un libro molto singolare e molto importante. Dobbiamo, se lo leggiamo con cura, dobbiamo veramente fare delle acrobazie intellettuali e disciplinari. È una sorta di carambola tra storia e geografia, tra scale le più diverse. Adesso vedremo se sarà possibile una scala, diciamo, che va dall'Atlantico all'Indo, che è la scala della dominazione moava. E poi le scale piccole, scala urbana, l'incastro di un'abside di chiesa con le mura, dunque un'oscillazione di scale particolarmente elevata. Poi idee, la storia delle idee, la forza e il ruolo delle idee e delle idee anche del dopo e delle idee del sacro nelle faccende concrete e umane, il possesso dei luoghi, la trasmigrazione, lo spostamento. Dunque arti, idee, modi di prendere posto nel territorio, modi di organizzare il potere, modi di concepire la pace e la guerra, modi di scontrarsi e di elevare la violenza a valore superiore, la violenza in sé. Sono 7 secoli di storia, di conflitto e di lotte e di armi, di territori, di cose estremamente concrete e insieme ispirate da idee generali, da diverse concezioni del modo di stare al mondo e da diverse concezioni del possesso territoriale. Il libro è diviso in 2 parti, in sostanza in 5 capitoli. L'autore lo ha articolato in 5 capitoli, ma in realtà è diviso in 2 parti. Una parte, la prima parte, un terzo, circa una 60ina di pagine, i primi 2 capitoli sono questa vicenda di 7 secoli, dunque storia e geografia,
l'immersione nella storia e geografia da parte di un architetto, non so se voglia essere definito anche urbanista, ma insomma, di un architetto nel 2019-18, gli anni in cui hai fatto questo viaggio, sono una robusta novità, interessante faccenda. La seconda parte, gli altri 3 capitoli, sono un approfondimento su 14 casi, un caso che viene collocato all'origine della Riconquista, che è il caso di Santiago de Compostela, un caso che viene collocato alla conclusione e al compimento della rinascita del mondo cristiano, con questo aspetto di carattere mistico, c'è il Greco, eccetera, che è Toledo, e dentro 12 casi, di cui 3 di cattedrali gotiche, romaniche e gotiche, e 6 di cattedrali già, diciamo, nella fase dopo l'anno 1000 e fino alla fine del XV, quando finalmente, come sapete, nel 492 cade anche l'ultimo pilastro della dominazione arabo-berbera islamica, arabo-berbera islamica, che poi sarebbe una cosa su cui bisognerebbe trattenersi un po', dentro alla penisola iberica. Diciamo che questi 14 casi sono il pane quotidiano del lavoro di Gianni Fabbri. Io vi riconosco una radice samoniana, che ci è comune. Vi riconosco una frequentazione aimoniniana che non ci è comune, ma che abbiamo anche un po' condiviso. Gli riconosco, ma tutti dobbiamo riconoscergli, le sue frequentazioni, diciamo, austriache e i suoi lavori su Vienna. Dunque, queste 100 pagine, la seconda parte del libro, centinaio di pagine, diciamo, appartengono di più al Gianni Fabbri riconoscibile, noto, col quale abbiamo in tutti questi anni, in questi decenni, avuto a che fare. Le prime 60 pagine sono l'inedito vero di questo libro, un libro di un viaggiatore, non solo di un viaggiatore acuto e intelligente, ma di un viaggiatore che da un dettaglio costruisce un processo di notazioni e di incursioni disciplinari veramente affascinante. Ne voglio citare solo 3 di queste grandi incursioni, per non togliere tempo a Romanelli e per poi vedere se anche voi vorrete dire qualcosa su questo. Le 3 sono: una, la continua attenzione alla geografia fisica, inusitata in una faccenda che si occupa di città. Cioè, questo processo della Riconquista che dura 7 secoli, voi sapete che l'invasione è rapidissima, 711-716, tutta la penisola iberica diventa arabo-berbera, verranno fermati nel 732, ma queste sono cose che sapete tutti, che sappiamo tutti, a Poitiers. E poi piano piano occorrono 7 secoli per riportare la penisola iberica nel mondo cristiano. Il sottotitolo è appunto Città e architettura tra conflitto tra mondo musulmano e mondo cristiano. 7 secoli. Quindi la prima è la geografia fisica. Adesso non so se io riesco a trovare quella carta fisica che era sull'Enter. prevista. Sull'Enter.
questo. Togliamo? Ecco, no, torniamo indietro. Dove hai schiacciato? Dietro, questo. Questa? Questo credo. No, questa. Questa. Ecco, Sì. questa è la dimensione dell'impero nuovo. Vedete che va dall'Oceano Atlantico all'Indo e si sviluppa in varie tappe. Questa è dicevo, l'oscillazione di scala. Andare avanti questo. Ecco, e qui vedete quella che io adesso chiamavo il ruolo cruciale della geografia fisica in questo processo di riconquista. Vedete che siamo in condizioni, da questa carta fisica, che purtroppo nella stampa non è venuta molto chiara, a Wroclaw hanno macchine un po' intrigate. Vedete la prima cordigliera cantabrica, cioè quando gli arabi invadono, quando ricomincia la riconquista, tutto questo è arabo. La prima tappa della riconquista riguarda loro, il mondo cristiano si asserraglia in questa fascetta che sta al di là della cordigliera, eccolo qua, al di là della cordigliera cantabrica. Seconda tappa, il Duero o Douro, poi quando diventa lusitano, quindi non so se ci sia. Se torni indietro, no, torna pure a quella generale. Come hai fatto? Ragazzi, no, devi tornare indietro. Sì. Non so, non vedo la freccia. Ecco, lasciamo questa. Il Duero passa esattamente a metà, passa in mezzo a quella meseta. Passa grosso modo qua. Spagna ha due dei suoi fiumi costituiscono una netta, diciamo, separazione, Microfono. e l'Ebro. Nico, il microfono. Scusate. E la terza, che è questa che li leggete forse, questo sistema centrale. Questi tre livelli, queste tre barriere, questi tre elementi della geografia fisica definiscono alcune delle tappe fondamentali che portano alla costituzione culturale e politica, poi soprattutto della Castiglia. Dunque, la prima grande faccenda a cui noi dobbiamo abituarci leggendo sto libro e cercando di capire la realtà è il ruolo dell'orografia e del sistema, diciamo, della geografia fisica, fiumi e montagne nei processi, diciamo, di carattere politico e anche militare e anche di dominio, eccetera, eccetera. Il secondo riguarda questo sondaggio, questa incursione che fa Gianni Fabri nella mentalità, i caratteri costitutivi della mentalità castigliana. Ci sono degli illustri precedenti. Uno per tutti Brodel, insomma. Ma ce ne sono molti. La questione, per esempio, della differenza fra un'area cristianizzata e un'area non cristianizzata mi fa pensare a Mazzarino, quando cerca di farci capire bene che cosa è stata la fine del mondo antico e quindi il passaggio dal mondo pagano al mondo cristiano. La terza è
questa questione delle invenzioni. Le invenzioni, cioè una identità nazionale, un'identità etnico-politico nazionale e religiosa, anche come l'Islam e come in questa fase il cristianesimo, commisto, quindi politico, culturale, religioso, ha bisogno dei propri miti fondativi. Ed ecco questa bellissima parte, che è stata già citata, del mito di San Giacomo di Compostela. Un mito che adesso, se troviamo questa benedetta carta, sarebbe bello trovare, eccolo qua, un mito che riesce piano piano a creare intorno a queste spoglie soi-disant, nessuno ha prove, di San Giacomo, martire cristiano, quindi di creare intorno a questa faccenda molto specifica, molto locale, in un posto preciso al bordo dell'oceano, quasi al bordo dell'oceano, insomma in vicinanza dell'oceano, una dimensione europea, la costruzione di un consenso europeo da un punto di vista della scala geografica e pluriclassista da un punto di vista dei ceti connessi, da preti a guerrieri, ad avventurieri, a lestofanti, un po' di tutto che si inserisce in questo grande flusso che, come vedete, è come un elemento a grappolo, insomma, che quindi consolida le città. E lì, allora, queste città della prima fascia, diciamo, del primo stadio di Reconquista, che hanno si dà forma alle città europee. Qui mi viene da citare un libro, a mio parere poderoso, che ha avuto pochissimo successo, che voglio citarlo col suo nome giusto, perché sennò poi L'Europa delle città di Marino Berengo, con sottotitolo Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna. 1999, la sua ultima grande opera, e il tentativo non tanto di spiegare le città, questo lo fanno gli architetti, gli urbanisti, gli studiosi della forma urbis, la forma e la vita della città, quanto la forma e la vita del cittadino, cioè il volto della società urbana, che è poi cruciale ai fini della costruzione in Europa della città come modo di stare al mondo, della piccola città quasi sempre fortificata, che è il modo di stare al mondo. Ecco, qui nasce, tra Roncisvalle e Compostela, nasce questo fenomeno che è stupefacente, di idee, flussi, economie, sentimenti, violenze, religioni, questa pasta indistinguibile che forma questo enorme episodio, che non a caso ha una durata impressionante. Ancora oggi i dati su chi va a fare il Cammino di Compostela sono impressionanti. Vi volevo leggere un pezzetto, se me lo concedete, perché è pagina 29. Come vedete mi occupo solo della prima parte. Allora, sempre in questo territorio a nord del Duero, nell'estremo lembo orientale della Galizia, a Compostela, nell'829 vi è il ritrovamento, l'abbiamo già detto, delle spoglie dell'Apostolo Giacomo. Il culto del santo e la costruzione del santuario sono la prima grande operazione, anche questo è stato già detto. Qui iniziano ad affluire folle sempre più numerose e internazionali di pellegrini
Il ridotto cantabrico, cioè quella fascetta rossa che vedevamo, asturiano e castigliano, esce così dall'isolamento e dal localismo, conquistando, grazie a questa invenzione, fra virgolette, una nuova legittimità e un nuovo ruolo. I monaci benedettini, questo è un altro tema che poteva costituire da solo un momento di riflessione, il ruolo del monachesimo, in particolare del monachesimo francese. Tu su questo insisti molto, poi magari di Cluny, insomma, ma tenete conto che la diffusione del monachesimo a quelle date, all'anno 1000, era già in tutta Europa ed era arrivato in Irlanda. Ma c'è questo peso, questa forza dei grandi insediamenti francesi, indubbia, e quindi c'è questa sorta di, potremmo adoperare questa parola, di egemonia di questi centri cruciali del monachesimo francese sull'intero movimento. Quindi i monaci benedettini, sotto l'egida dell'abbazia francese di Cluny, sono i promotori e organizzatori di questo culto e iniziano la costruzione del cammino, con le sue strade e i suoi ponti, i ricoveri, i reliquiari e le chiese devozionali, una fitta rete di connessioni che incorpora le città nascenti. Tutto ciò deve essere difeso dalle incursioni arabo-berbere e questa difesa diventerà man mano un problema e, attenzione, un obbligo per l'intero mondo cristiano europeo. Cioè si crea un valore che non è discutibile. Quella roba va difesa e non c'è cristiano che vive in Europa che non senta questo dovere, compatibilmente naturalmente con le partecipazioni, comunicazioni, eccetera. Inizia così, in questa stretta fascia di territorio a ridosso dei Pirenei e dell'Atlantico, quell'intreccio tra governo politico-militare e devozione religiosa che sarà uno dei connotati fondamentali dell'intera storia di Spagna. Quindi l'identità emerge se noi mettiamo insieme la componente politico-militare e la componente devozionale religiosa. Questo intreccio, questo magma commisto è alla base della Reconquista ed è poi un elemento costitutivo del carattere che non smetterà mai di esistere. E infine, per finire, vi voglio leggere un pezzetto, a pagina, collegato con questo, perché abbiamo visto, allora tutto questo dà forma alle prime città e eccolo qua. Allora, in questo scenario, all'iniziativa dei regni del nord e degli abati di Cluny giunge l'appoggio prudentemente tardivo del papato, prima di Alessandro, poi del nuovo papa, l'intraprendente ed energico Ildebrando Aldobrandeschi, già monaco di Cluny, eletto nel 1073, siamo nel 1073, proprio i primi anni l'inizio del processo di Reconquista, che può essere datata all'anno 1000 per facilitare la memoria, insomma. Il Papa dichiara la guerra santa e fornisce due potenti levi per il suo successo: l'assoluzione dai propri peccati a chi muore in battaglia e il possesso delle terre conquistate al nemico per tutti coloro che vi partecipano. Così configurata, la chiamata alle armi riscuote un grande successo, l'originaria iniziativa cluniacense assume sempre più caratteristiche continentali e prima che nella Palestina e a Gerusalemme ha qui inizio la cruenta vicenda delle crociate. Uno spirito fondamentalista pervade l'Europa, l'identità religiosa diventa motivazione ideologica per la guerra e la penisola iberica diventa il primo territorio dove viene lanciata la sfida globale cristiana all'Islam. Ecco, e qui si gioca proprio questa fase sorgiva, questa fase di inizio. E allora, un po' più in là, e finisco, nel regno leonese castigliano del X secolo vi erano solo 3 nuclei urbani significativi: León, Burgos e Zamora. Ora si consolida il ruolo delle città,
In connessione con lo sviluppo europeo, il Cammino di Santiago diventa la fonte principale della nuova apertura all'Europa, un autentico cordón ombilical que ponía en comunicación a la cristianidad europea con la hispana. Questa è una frase di Julio Valdeón. Lungo il cammino si insedia una popolazione internazionale europea con forte presenza di artigiani e commercianti, la città europea, i nuovi borghesi. E, concludo riconvocando Berengo, che ci spiega artigiani, commercianti e nobili, perché in particolare lui studia il caso di Burgos a fondo, nel suo libro alle pagine 245 e seguenti, e mostra come siano anche i nobili che vogliono essere urbanizzati, i quali tendono e chiedono di vivere in città. E così possiamo considerare conclusa quella fase sorgiva di uno dei caratteri costitutivi del mondo europeo, dell'Europa, quando ci chiedono cos'è l'Europa, che è di essere fatta per piccole città, in grande maggioranza racchiuse dentro mura, con dentro il Palazzo del Governo e la cattedrale, di cui andiamo così orgogliosi. Grazie. Grazie Nico. Allora l'altro Nico, Gian Domenico. Leggendo i libri di argomenti in cui sono più o meno anch'io ferrato, in questo caso non sono ferrato, però mi piace cercare di individuare delle linee portanti, per così dire, quei passaggi, quelle strutture, quegli elementi che danno corpo e sostanza e che innervano poi un ragionamento, una serie di ragionamenti che costruiscono il libro, poi, perché il libro è un insieme di idee, di riflessioni e poi anche di prese di posizione talvolta che disegnano una mappatura della psicologia o della cultura e delle attitudini dell'autore. In questa scorribanda iberica di Gianni Fabbri, che ho ammirato tra l'altro per la completezza e per la ricchezza di documentazione e il coinvolgimento di realtà maggiori e minori delle città e della storia urbana, territoriale e della storia anche religiosa oltre che profana, che hanno dato vita al fenomeno appunto così variegato e così articolato della realtà iberica. Dico, dentro a in questa sua scorribanda a me alcune cose hanno colpito in maniera particolare. E tanto è vero che ne riporto in un certo senso l'impressione, ne riporto positivamente l'evidenza e i caratteri. Una la citava già ad ora, quindi faccio una specie di elenco per aiutarmi nell'articolazione del mio ragionamento. Uno la citava già adesso e ne ha concluso in qualche modo la sua articolazione di discorso Nico Luciani, e cioè l'importanza di Cluny e del monachesimo occidentale, che è un'importanza sotto molti punti di vista, d'ordine culturale, d'ordine politico, d'ordine economico e d'ordine teologico, perché dal mondo di Cluny esce tutta una serie di acquisizioni importantissime per la costituzione del mondo europeo, come prima abbiamo sentito dire. Tra l'altro mi ero segnato una frase che mi era particolarmente piaciuta nel libro, laddove Gianni dice, proprio dipendendo e scendendo dal discorso di Cluny,
come il localismo dei secoli precedenti, tra eredità visigota e sperimentalismo autoctono. È molto bello questo continuare a portarsi avanti anche un tema che potrebbe apparire apparentemente minore, come quello dell'eredità cristiano-visigota, che solitamente non viene, mi pare, molto seguito e molto evidenziato. Tra eredità visigota e sperimentalismo autoctono viene sostituito da una nuova dimensione culturale internazionale, di cui in particolare la cultura francese si fa portatrice e il cammino di Santiago è luogo privilegiato. Dopo la fine dell'impero romano, questo piace a me, dopo la fine dell'impero romano sono questi i segni evidenti del nuovo grande processo di unificazione artistico-culturale del mondo europeo e mediterraneo quindi. Nelle chiese romaniche si compie la prima rappresentazione universale di un'idea di religione e di sacralità post-pagana, con una straordinaria unità tra elementi simbolici ed elementi formali e spaziali. Cioè mi piace questo mettere insieme o ricondurre a ragioni di carattere anche formale e architettonico in questo senso specifico, la costruzione e l'ispessirsi e il diventare portante della idealità e della sensibilità di una stagione, di un territorio che mano a mano possiamo considerare sempre più compatto in un certo senso e coeso, che è appunto quello dell'Europa moderna, anche se è un'Europa di varie patrie, di varie nazionalità e di varie lingue. Questo consente anche a Gianni di eliminare quella specie di, o eliminare o perlomeno evidenziare, ma mettendola in luce senza dichiararla arretratezza come spesso avviene nei manuali, la sfasatura cronologica fra la storia e il presentarsi dell'acquisizione del romanico maturo in Spagna e del gotico ancora di più, no? Perché c'è un gotico che continua fino al 500 o addirittura al 600 e che caratterizza, per ragioni storiche, per ragioni quelle legate poi quelle che lui ha esposto in questo andare e tornare di conquista, di riconquista, di ripopolamento e spopolamento, che costruiscono e che danno vita a una dialettica straordinaria, diversa da quella di altre realtà e di altri paesi, e che qualifica quindi il mondo iberico. E oltre a sottolineare che questa sfasatura cronologica rispetto, che so io, alla classicità gotica franco-tedesca, però ne mette in evidenza anche le caratteristiche peculiari, quel riprendere o rifarsi alla tradizione mozarabica e al mondo e al gusto e alla cultura del mondo della realtà araba, tra l'altro riportando forme, modi, strutture, schemi di comunicazione, addirittura disegni di mosaico rispetto all'alzato delle strutture architettoniche, che fanno della esperienza spagnola una caratterizzazione, che danno una caratterizzazione assolutamente propria e indistinguibile e inconfondibile dalle altre realtà. Questo a me piace molto, in qualche modo questo mettere in evidenza le peculiarità di un mondo e di una realtà. Volevo dire che tutti i centri, poi passandoli in rassegna quasi ordinata, o se volete anche abbastanza ridondante, i centri in cui si documenta tra l'altro come la realtà architettonica segni il passaggio di conquista e riconquista, ancorando da parte dell'autore i momenti diversi della conquista e della riconquista a delle emergenze di architettonica su alcune chiese, sulla struttura di alcune chiese rispetto ad altre, sul complessificarsi o il semplificarsi delle strutture architettoniche su figure semplici, il quadrato, il rettangolo, piuttosto che sull'articolazione, che poi viene ripresa, che viene certamente scambiata con quanto avviene in altre parti d'Europa. Ma c'era un'altra cosa che a me interessava molto, ed è un passaggio
sempre per restare nel mondo del pensiero religioso cristiano, ed è questo modo con il quale Cluny in un certo senso fa proprio e occupa, tra virgolette, la realtà ispanica, facendosi carico, ma però anche imponendo un sigillo, in un certo senso, del suo passaggio e della sua presenza da protagonista. Qua si dice, è così che Cluny può proporsi come leader, sostenitore dell'identità religiosa, ma anche degli interessi economici e territoriali contrapposti a quelli dell'impero arabo-islamico, con l'obiettivo, questo secondo me è molto importante, con l'obiettivo di contrastare l'avanzata non del nemico. C'è un cambio culturale, c'è un cambio, diciamo così, terminologico, c'è un cambio semantico e c'è una modificazione strutturale del pensiero che è importantissima, non del nemico ma dell'infedele. Cioè abbiamo una modificazione dell'altro che non è più soltanto il nemico che occupa manu militari il tuo territorio, ma è colui che va combattuto perché è infedele, cioè non fa parte della tua fede, e questo è una degli elementi caratterizzanti, tra l'altro un elemento pesantissimo in tutto ciò, perché introduce tematiche e dibattiti di carattere religioso, di fede più specificamente, e teologico, fra l'altro in una realtà come quella spagnola che è pullulante di centri di elaborazione teologica, perché tutte le grandi cattedrali che vengono citate, io non sto a leggervi l'elenco, sono luoghi nei quali il dibattito teologico si fa spesso, si fa articolato, si fa qualificato e qualificante, ma quasi per risposta a ciò anche i centri islamici diventano dei centri di elaborazione importantissima dal punto di vista della teologia, in qualche modo, di quell'infedele, di quello che per i cristiani era l'infedele. Quindi in questo fatto, in questa trasformazione del nemico in infedele, che è un elemento che segnerà la storia europea poi nei secoli successivi, cioè per mille anni, dopo che si è verificata questa evoluzione, l'infedele, e ancora oggi siamo immersi dentro a una realtà nella quale il nemico è non soltanto il nemico, ma è l'infedele, e lo si combatte perché è infedele. Non da tutti evidentemente. Ecco, questo emerge, e a me nel libro è piaciuto questo accompagnamento di fondo della tematica religiosa, del dibattito anche poi teologico, rispetto allo svilupparsi di una articolazione invece squisitamente linguistico-architettonica di particolare importanza a mio giudizio. Ma ci sono altri fatti che a mio parere sono abbastanza singolari alla fine del volume. Alla fine, dove si parla di Toledo è un caso assolutamente straordinario nella storia del pensiero, non soltanto nella storia architettonica e urbanistica e di organizzazione territoriale del mondo iberico. Toledo segna con la sua... Scusate, io mi ricordo quando ero studente e studiavamo su un testo classico che forse voi tutti conoscete o alcuni conoscono, ed era la storia dell'architettura di Nikolaus Pevsner. C'erano le lunghe tirate il gotico classico e il tardo gotico e così via, e si andava a finire poi a un certo punto su una sorta di elegia, una sorta di celebrazione che faceva Pevsner per il trasparente di Narciso Tomé nella cattedrale di Toledo.
che è una specie di costruzione retorica barocca, tutto sommato, no? Con questo sfondamento, come? Barocca. Sì, appunto, con questo sfondamento, non so, con questo sfondamento e il passare della luce che veniva a costruire in maniera assolutamente inaspettata e atipica lo spazio della straordinaria cattedrale di Toledo. Ma se noi nella cattedrale di Toledo andiamo poi, lasciando la navata, andiamo nella sacrestia, che cosa troviamo nella sacrestia della cattedrale di Toledo? Troviamo il più grande capolavoro del Greco, l'Entierro, no, del Duca d'Orgoz. Cioè a Toledo in qualche modo è precipitata, per così dire, e si è sedimentata il massimo possibile di una cultura straordinaria che veniva e che è venuta quasi come evoluzione obbligata e naturale dello spirito spagnolo e di un passaggio oltre la stagione dei vari gotici. Devo stare zitto? Aiuto Gianni. No. Non preoccuparti. Oltre alla stagione dei gotici si è manifestata, fanno apposta per farmi perdere il filo del discorso. No, scherzo. No, ma perché e come è successo quello che è successo? Per tutto il procedimento secolare che è stato vissuto e che è raccontato, e per qualche cosa che non è citato, invece che non è raccontato, lo racconto io, cito io, ed è Santa Teresa d'Avila. Cioè dentro al l'hai usata? No, ed è insita al pensiero, alla sensibilità e alla religiosità mistica del pensiero del Cinquecento, poi del Seicento, che dà corpo e qualifica la esperienza religiosa, teologica e spirituale del mondo ispanico. Da questo punto di vista, tutto si tiene, per così dire, il cammino di Compostela, con tutto il suo trionfalismo, diciamo così, mistico o religioso o devozionale, ecco, forse devozionale, con il famoso enorme, come si chiama lì, il distribuisce che fa quel battacchio che fa fumo, no? Che viene manovrato dagli 8 serventi per distribuire il fumo dell'incenso, che peraltro, come sappiamo, ha una forte valenza devozionale, ma una altrettanto forte valenza di carattere igienico-sanitario, perché doveva servire per depurare, se possibile, per togliere la puzza dei pellegrini che arrivavano dopo i loro lunghi trascorsi sulle strade del Camino. Ecco, dicevo, tutto questo si innerva e si invera dentro a una storia culturale e dentro a una vicenda di fede e a un dibattito di altrettanta profondità di carattere teologico legato alle scuole di teologia che esistevano a Salamanca, oltre che di filosofia, ma di teologia, che esistevano e che hanno definito una certa versione, una certa tendenza che poi si è staccata dal purismo, per così dire, francese e delle grandi università franco-italiane, e ha trovato una sua strada che è anche questa perfettamente identificabile e perfettamente riconoscibile. Ecco, a me pare, e chiudo, a me pare che dentro al libro che il libro sia possibile da percorrere come camminando sulle creste di una montagna, per cui tutto attorno poi si sviluppano le vallate, i fiumi che scorrono, i Duero o qualcosa d'altro, però noi possiamo, come se avessimo una leggerezza assoluta, trascorrere su queste creste e vedere giù e capire come la
in qualche modo la pentola del tempo abbia mescolato, abbia prodotto e abbia dato vita a una straordinaria realtà che ancora adesso è apprezzabile, con le sue caratteristiche assolutamente diverse da quelle del resto del mondo europeo, anche se ne fa parte in maniera strutturale e indistricabile. Grazie. Ringrazio sia Nico Luciani che Giandomenico Romanelli per questi interventi che mi sono stati molto utili anche a me per ripensare alcune questioni e magari anche ritornare su quello che è stato fatto, sul libro che è stato fatto. Però volevo soffermarmi in chiusura su due questioni che mi hanno per certi versi anche travolto e entusiasmato. Ecco. E queste due questioni sono, da un lato, quello che succede, lo accennavi tu adesso, nel mondo cristiano, dove questa componente della guerra rende, come dire, fortemente intrecciato e la componente militare e la componente del chierico, no? E naturalmente la popolazione o i soldati vivono questa duplicità della loro esistenza. E questa condizione si traduce poi nella organizzazione delle città, nella formazione dei grandi monasteri. Allora, a Toledo esistevano attorno al 1300 39 conventi. 39 conventi in una città che aveva 30.000 abitanti. Più o meno un 30%, 35-40% della città era fatta di conventi. Una società che viveva in questa dimensione della guerra santa, della dimensione, come dire, anche epica, no? Dove la guerra santa genera un pathos che nessun'altra guerra può produrre, no? Le guerre che noi abbiamo vissuto, che hanno vissuto recentemente, erano guerre dove se uno non andava all'assalto veniva fucilato, no? Qui invece il combattente combatte dentro una dimensione quasi onirica, dove la componente mistica in qualche modo si presenta anche a livello del semplice combattente. Questa dimensione che poi troveremo, si può leggere, diciamo, nella storia spagnola con una certa evidenza. Nel mondo dei conventi e nel mondo dei conventi ha questa sua dimensione spropositata, ci fa pensare a una società confessionale, no? A una società, quella che noi potremmo chiamare con un termine contemporaneo una società arretrata, no? Una società oscurantista per certi versi. Bene, la cosa straordinaria che mi ha poi veramente questo sorpreso e anche un po' entusiasmato è poi di scoprire che poi questi conventi, che erano poi delle grandi caserme, no? In realtà erano anche gli unici luoghi nei quali si organizzava la cultura. Al di fuori dei conventi quasi nessuno conosceva la scrittura. Solo i conventi erano i luoghi nei quali questa elaborazione culturale poteva essere presente. E questi conventi, in questa duplicità della loro esistenza, di essere delle caserme ma anche dei grandi centri di cultura, producono questa cosa incredibile che è la grande traduzione di tutti i testi classici che vengono dalle biblioteche arabe, che vengono dalle biblioteche di Cordova e vengono dalle biblioteche poi portate in parte a Toledo, e questa traduzione dei testi arabi che
che avevano tradotto Platone, Aristotele, Socrate, eccetera, e che in arabo vengono ritradotti in latino e vengono immessi nel circuito culturale europeo. E non solo questo, ma anche la cultura araba degli anni d'oro, della grande cultura araba tra VIII e XII secolo, con le grandissime invenzioni e elaborazioni scientifiche. Ne cito solo una che mi ha sempre colpito moltissimo. Il primo grande trattato di scienza ottica è fatto alla fine tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo da uno scienziato arabo. La prima grande trattato di scienza ottica. Questo trattato di scienza ottica, tradotto in latino, emigra nei vari percorsi attraverso i conventi e arriva poi in Italia e viene, come dire, assunto come base, semplifico un po', però la sostanza poi è questa, e genera qualcosa che si chiama la scienza della prospettiva. E Brunelleschi e Pacioli e gli altri nostri grandi rinascimentali radicano la loro innovazione culturale, questa enorme innovazione culturale che non è solo l'innovazione della pittura, ma è innovazione del modo di pensare, no? Pensare a un mondo che è descrivibile attraverso una struttura scientifica. Ecco, questo mi pare, questa contraddizione, questa dicotomia, questa diversa condizione in cui questo mondo delle città cristiane strappate con le armi agli arabi, con questa dimensione di fondamentalismo orrendo, no? Per certi aspetti, genera poi questa componente straordinaria. E l'altra cosa che è legata un po' a questo argomento riguarda proprio il greco. In questa dimensione di Toledo, nella quale questi 39 conventi si sono ancora più moltiplicati quando la corte si sposta da Toledo e va a Madrid, e quindi la città diventa quasi il 40-50% diventa conventi, e diventa il centro dell'Inquisizione in Spagna. Nasce non solo a Toledo, ma nasce nell'ambito castigliano questa dimensione del misticismo che tu prima richiamavi, no? E il misticismo genera una contrapposizione tra il mondo cristiano, che ormai è un mondo, come dire, della Chiesa come apparato di regole e di repressione, una alternativa che è quella del colloquio con Dio, saltando la mediazione della Chiesa, e avviene attraverso un rapporto diretto. Questo è il misticismo sia in sede sufi che in sede del mondo cristiano. E questa dimensione del misticismo, Toledo diventa la capitale del misticismo europeo, insomma, è un grande centro del misticismo dove passa naturalmente Santa Teresa, eccetera, tutti questi che vengono tutti processati dall'Inquisizione. Ebbene, dentro a questa dimensione di tensione emotiva, di grande tensione ideale anche e appunto mistica, e si inserisce questa presenza straordinaria di questo signore che viene dall'Oriente. Il misticismo ha la sua origine nel mondo orientale, lui viene da una dimensione di arte pittorica che è quella orientale, che non è una pittura veristica, non è una pittura descrittiva, ma è un'arte concettuale, e nel cortocircuito con questa dimensione del misticismo viene fuori questa straordinaria pittura di El Greco, che è una pittura concettuale, è la pittura della trascendenza, il tentativo di
rappresentare l'irrappresentabile, insomma, no? Questa dimensione dell'extra realistico, del non descrittivo. Ecco. Puppi ha scritto delle cose belle. Puppi ha scritto delle cose belle su Toledo, l'immagine di Toledo in greco, nel greco, che sono delle pagine molto belle. Infatti, sì. molto belle. Ecco, però questa cosa qui poi diventa che il greco, come sappiamo, sparisce un po' dal grande dibattito di conoscenze europee, però a un certo punto questa presenza viene riscoperta alla fine dell'Ottocento e il greco diventa un punto di riferimento fondamentale per l'arte contemporanea. L'arte contemporanea, che non è più descrittiva ma è concettuale e come dire, non veristica, trova nel greco i suoi punti di riferimento. E devo dire, la cosa mi ha molto emozionato, perché ho trovato tra le altre cose, due cose che mi hanno molto colpito. Uno, che Le Corbusier nel Novecento va a Bucarest con un suo amico pittore, e l'amico pittore va a Bucarest perché sapeva che la regina di Romania aveva una grande collezione di El Greco. E il greco e Corbusier va a Bucarest e di fronte alle pitture del greco, che evidentemente lui non conosceva, dice: questo è l'inizio dell'arte moderna. E l'altra cosa straordinaria, un libro che ho trovato in Spagna di Eisenstein, il regista Eisenstein, il padre dell'espressionismo cinematografico, che scrive un libro su El Greco e analizza l'opera di El Greco dal punto di vista delle tecniche della rappresentazione cinematografica. Questi legami sono poi le cose forse più belle, no? Anche più interessanti, insomma, per capire come certi processi non sono come dire, sequenze temporali semplici, ma avvengono attraverso grandi salti, grandi spostamenti, eccetera. Un'ultima cosa che volevo dire, che riguarda invece ancora Toledo, ma che riguarda la questione della costruzione della città araba, no? Perché qui in questa vicenda castigliana abbiamo due modelli di costruzione della città. Anzi, il modello prevalente è il modello della città poi europea medievale, nella quale certamente, diciamo, l'eredità che viene dal mondo romano è fondativa, nella quale lo spazio pubblico determina i luoghi della costruzione e quindi la città si forma attraverso, in qualche modo, un disegno. Nel caso di Toledo, che è l'unica città che è integralmente araba, mentre le altre città castigliane sono ruderi che vengono riconquistati e ricostruiti dal mondo europeo e dal mondo cristiano, Toledo presenta questa caratteristica ed è per certi versi emblematica del modello di costruzione della città, almeno alcuni modelli, non sono poi tutti uguali, ma insomma certamente è di quello che è il modello della città araba. Perché ricordiamoci che gli arabi che conquistano la Spagna vengono da Damasco, vengono dalla Siria. Sono arabi che stavano in Arabia e si sono spostati in Siria e da lì, attraverso una sorta di grande sintesi culturale, portano poi la loro cultura fino alla Spagna. Quindi Toledo rappresenta abbastanza questa condizione, questa idea della città araba. E se la città araba, nel caso di Toledo,
è una città che si presenta con caratteristiche molto precise. Al centro ci sta la grande moschea, intorno alla moschea ci stanno i souk, la parte commerciale. Souk e moschea sono i luoghi dove la popolazione, che sono i luoghi comuni della popolazione, i luoghi nei quali tutti possono andare indifferentemente dalla loro appartenenza religiosa, etnica, di mestiere, eccetera. E fuori da questa zona centrale, che è moschea e souk, si costruisce la Medina. La Medina si costruisce attraverso aggregazioni che sono date prima di tutto la condizione tribale, la tribù. Il clan e la famiglia sono l'elemento primo della costruzione della Medina, e le diverse tribù si configurano diverse parti della Medina. Queste diverse parti della Medina si articolano poi in altre forme di aggregazione, che sono quelle dell'appartenenza religiosa, dell'appartenenza etnica e dell'appartenenza ai mestieri. Ma questa condizione della costruzione in cui lo spazio pubblico, a differenza della città europea, è uno spazio di risulta, che viene determinato dal fatto che le costruzioni avvengono una affiancata all'altra attraverso un sistema che è un sistema difensivo. Le diverse aggregazioni per tribù o per gli altri tipi di aggregazioni avvengono attraverso un sistema di autodifesa. Cioè ognuno di queste diventa una parte di città che contiene all'interno di sé i servizi e le organizzazioni, e anche la struttura difensiva, alle volte addirittura mura oppure chiusure. Ecco. E queste chiusure delle diverse parti della Medina hanno al loro interno altre articolazioni, che sono quelle per il clan e per la famiglia. Ognuna di queste si presenta con un sistema difensivo. Allora, se noi guardiamo l'insieme della città, una città che ha il cinta muraria, che definiscono i confini tra fuori e il dentro, però c'è la cittadella. La cittadella è il luogo del potere, è il luogo del potere che viene difeso, che difende la città, ma è difeso anche dalla città. Stavo cercandoti la pianta della città. Ah sì, non so. L'ho vista. C'era, ma non so se la trovi, va bene. Se la trovo, ecco questa. Ecco. E quindi abbiamo la cinta muraria, che è, diciamo, comune a tutti. No. Però da questa si stacca la cittadella, che diventa l'elemento di dove sta il potere e che difende la città, ma è anche difeso dalla città attraverso le mura, le fortificazioni della cittadella. All'interno della Medina, ogni componente delle sue elementi di aggregazione è una componente che si autodifende dal resto. E questo avviene fino alla casa d'abitazione. La casa d'abitazione, non a caso, è un'abitazione che non ha aperture verso l'esterno, no? È tutta introiettata a grandi mura protettive, eccetera. Cioè la città ci rappresenta una società che vive in una condizione di continuo conflitto e di continuo pericolo, perché altrimenti non si spiegherebbe questa ossessione della difesa, questa ossessione della protezione. E questa condizione
come dire, questo vivere della condizione del pericolo ha delle radici molto, molto forti che vengono dall'antica vicende siriane, dalle antiche vicende arabe, e che sono legate alla tribù. Voi sapete che nel mondo arabo si viveva tra città e deserto, no? E la città era il luogo almeno dopo Maometto, la città diventa il luogo della cultura e della religione. Il fuori della città è il luogo dell'ignoto e del pericolo. Ma la società araba viveva in questa doppiezza tra mondo urbano e mondo nomade. E nel nomadismo la regola o la consuetudine era quella della rapina e del saccheggio. Quindi la tribù era un elemento fondamentale di autoprotezione, e la fedeltà alla tribù era il principio dominante di tutta l'organizzazione sociale. E questo elemento, portato all'interno della costruzione statale, come avviene dopo la vita e la morte di Maometto, resterà questa dimensione della tribù, del clan e della famiglia come entità antistatali, resterà perennemente dentro alla società islamica, almeno per quella che è possibile leggere in questa vicenda spagnola. E questo è molto importante capire come avvengono certi processi, come mai il califfato di Cordova si disfa improvvisamente all'inizio dell'anno 1000, mentre le sue armate stanno saccheggiando le città del nord cristiano. Scontri tra tribù, perennemente scontri all'interno della società islamica. È una società che vive questa condizione dell'idea del pericolo e questa idea della autodifesa, che vista nella sua dimensione storica è leggibile come una sorta di condizione di guerra civile permanente. E questa condizione è quella che è possibile leggere in tutta la vicenda del mondo arabo spagnolo, che ha vissuto la vicenda spagnola, ma è poi una questione che potremmo riprendere con molto interesse anche rispetto alla modernità e all'oggi. Grazie. Abbiamo passato le 7 in punto. Senti se c'è qualcuno che vuole. C'è qualcuno bravo. E su questo quadro di conventi caserme mi è venuto in mente una lettura diversa, un contesto diverso, di un libro che è il libro fondatore della picaresca, il Lazarillo, che si pubblica, non si sa l'autore, si sono rotte la testa decine di studiosi fino ai giorni nostri, chi sia l'autore. Introduce per la prima volta in letteratura la fame. Comincia a Salamanca, si chiama Lazarillo de Tormes perché il fiume è lì, però al seguito di un cieco che maltratta, eccetera, eccetera, Lazarillo si trova a Toledo. E il terzo capitolo è proprio quello in cui il suo padrone, un bambino che viene dato dalla madre a servizio appunto di vari padroni, è l'unico padrone che non lo maltratta. Ma è anche l'unico padrone, cioè uno scudiere che cerca lavoro, che ha fame. Quindi il tema della fame legato a una condizione, diciamo, militaresca che però non può essere enunciata, e invece questa è.
Tutto il resto, tutti gli altri capitoli sono diciamo delle invettive o delle dimostrazioni della crudeltà del mondo religioso, perché sono tutti preti o chierici, e alla fine dove finisce Lazarillo? Finisce sposato con la Perpetua, che in realtà è una giovine del prete, e fanno ménage à trois. Quindi naturalmente subito censurato, una versione diciamo epurata circola, ma dà inizio alla picaresca. Quindi sì, Santa Teresa, ma contemporaneamente si sviluppa questo filone, questo genere letterario senza il quale non avremmo nemmeno il Chisciotte. Cervantes nasce nel 1547, quando esce Lazarillo ha 8 anni, o la versione non si sa chi sia stato l'autore. E quindi anche questa è una maniera, secondo me, per sfuggire a quel dominio dei conventi caserme, dando una versione esattamente opposta di quel mondo ideale. I mistici parlano con Dio e questi mostrano la miseria, soprattutto la miseria della gerarchia religiosa. Mi scuso per la confusione. C'è il greco, certo. Ah no, un piccolo dettaglio. È appena uscito una versione del Lazarillo da Adelphi, la cui riluttanza a pubblicare libri di lingua spagnola è nota. Calasso praticamente non ha incluso nel suo catalogo, eccetto Borges, quasi niente della letteratura spagnola. È appena uscita questa perla, che raccomando a tutti. Grazie.